Tifoso del Napoli, vieni qua, come ti chiami? Alberto. Alberto, finalmente è tornato il Napoli. Sì, è tornato. 4 gol. 4 gol, bellissimi gol. Ti aspettavi questo poker? No, non me l'aspettavo, però sono contento comunque. Migliore in campo? In campo Mario Rui. Mario Rui è appena entrato, grazie al nostro amico Alberto. Io intanto chiudo la telefonata che sento un ritorno. Venite qua ragazzi, venite. Questi tifosi del Napoli, venite. Come vi chiamate? Federico. Nicola. Siete di Monza? Sì. Come avete preso questa finalmente vittoria? 4 gol, una bella rinascita, no? Che dite? Io tifavo il Monza. Mi dispiace, Però sono felice per il Napoli che dopo l'anno scorso primo, quest'anno nono. Quindi è un amico napoletano. Sì. Che Federico, lo chiedo a te, questi 4 gol te li aspettavi dopo un primo tempo poi disastroso? Diciamo proprio di no, anche perché per come ha giocato le ultime partite direi proprio di no. Però una vittoria ci sta finalmente, dai. Migliore in campo? Napolitano secondo me. Napolitano che ha anche sultato sotto la curva. Grazie ragazzi, buona serata. Ciao, il ragazzo era tifoso del Monza e andiamo anche magari, restiamo qua, magari aspettiamo che la gente venite qua, venite. Come vi chiamate? Pino. Maria. Da dove venite? No, da Lodi. Quindi qua vicino. Però se Abbiamo visto. Venite pure voi. Finalmente 4 gol, un poker, rinascita azzurra. Non è una rinascita per me, se posso permettermi. Adesso con te approfondiamo con la ragazza. Vieni. Anche lei, vieni. Chi è stato il migliore? Chi è stato il migliore in campo? Raspadori, secondo me. alla fine. Raspadori. Il migliore è stato Napolitano, appena entrato, ha cambiato tutta la partita. Dove è entrato all'inizio. Questo sesto posto è fattibile? Secondo me sì. 4 pere, no? Ma fa 5. Forza Napoli sempre! Grazie. Ciao, Paolo, da te che eri un po' non molto fiducioso. Sì, troppo poco secondo me. Primo tempo disastroso, devo dire. Disastroso, che non penso sia normale per la squadra campione d'Italia fare un tempo così. Purtroppo, essere così contenti per una vittoria contro una squadra come il Monza, che per carità, rispetto per tutte le squadre, ma una squadra da parte destra di classifica penso sia troppo poco. Tante cose non sono state normali quest'anno. Troppe cose sbagliate per essere contenti per una bella vittoria, però troppi errori prima secondo me. A me è piaciuto il gesto di Politano che è andato sotto la curva del settore ospiti, a esultare con i tifosi che li avevano insultati fino a quel momento. Ovviamente sì, la squadra deve provare sempre a sostenere i tifosi, perché alla fine i calciatori sono calciatori grazie ai tifosi, quindi. Per te migliore in campo? Politano ha cambiato la partita. Politano. Fiducioso per il sesto posto? Sì, ma non soddisfatto se arriviamo sesti. Preferisco arrivare fuori dall'Europa e concentrarmi sul campionato piuttosto. Se non è Champions, per me preferisco personalmente non sprecare energie per altre coppe che non mi darebbero troppo soddisfazione. Confermo in parte e ti auguro una buona serata. Grazie mille. E vieni sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Grazie, alla prossima. Antonio Datori, vieni qua. Antonio. Sì, Marco, come dimmi. stai? Tutto bene, tutto Finalmente bene. ci rivediamo con una vittoria. Meno male. E se loro che andasse sempre come oggi potessero fare veramente tante cose, perché oggi giochiamo come abbiamo sempre che giocato e altre partite no? Tra l'altro nel secondo tempo, perché nel primo tempo è stata una sciagura. Non ne parliamo proprio. Io ma già me ne stavo andando, penso un po'. Già me ne stavo andando, sperando che queste altre 4 partite facciamo risultati. 7. Sì. Fino alla 38esima, oggi era la 31esima, quindi altre 7. Sperando che riusciamo a conquistare tutte le 7 partite. Dai. Speriamo bene, vado da lui, grazie Antonio. Forza Napoli, grandi! Comunque, vado da Grande Simone, Marco, grande. Finalmente allora 4 gol. ci siamo visti 4 bei gol, direi. Mamma, uno più bello dell'altro. Ciao Antonio. Uno più bello dell'altro. Sì, quello di Politano capolavoro. Poi il gesto di andare sotto la curva ospite. Ci hanno ragione gli ultras. Sì, assolutamente, però almeno Politano ci ha messo un po' di cuore, un po' di grinta. Comunque meritiamo molto di più di quello che abbiamo visto sta stagione, ma lo sappiamo. Sì. Spero che la società si renda conto degli errori fatti.
Speriamo. Ti ho visto dalla tribuna stampa al primo tempo, all'intervallo, che eri scuro in volto, giustamente. nero. Come ero scuro in volto io. Stavo nero. Però si sono visti gli ennesimi errori difensivi, tra l'altro Juan Jesus ancora colpevole. Onestamente il povero Juan, non so tu cosa ne pensi. L'anno prossimo dobbiamo ricambiare tutto, Marco, assolutamente. Bisogna proprio ricominciare, non dico da zero, ma... Come la rivoluzione del prescudetto. Esatto, io te l'avevo detto già quando ci eravamo rincontrati. Ci vogliono teste nuove, ci vogliono gente motivata comunque. Sì. E complimenti per la Mise e ovviamente sempre Forza Napoli. Sempre Forza Grazie Napoli, Simone, ciao. buon ritorno a casa. Venite qua ragazzi, venite. Tu con questa maglia stupenda dall'allenamento, come vi chiamate? Pietro, Jacopo. Vivete a Monza, viviamo a Ro. quindi qua nei dintorni, e avete potuto vedere la prima vittoria, forse vera, almeno nel secondo tempo. Chi è stato il migliore in campo? Kvaratskhelia. No. Sì, Kvaratskhelia. Secondo me Politano quando è entrato. Sì, ha fatto un E ha dimostrato che quando entra a partita in corso è più decisivo. E tra l'altro ha fatto quel bel gesto di andare sotto la curva che l'aveva insultati fino a quel momento ai giocatori. Pensi che sia stata una bella scossa mentale in vista della corsa al sesto posto? O è troppo poco? Credo che ci voglia un po' più di coraggio da parte del mister. Li mette un po' più in competizione i titolari con quelli della panchina, allora sì che può arrivare alla scossa. Grazie mille, buon ritorno a casa. Andiamo da questa signora che vedo qui. Signor, salve. Di un bel po' di anni. Salve. Come si chiama? Io Rosa, Rosa, e vive qua? purtroppo. Con la morte del cuore, ha detto Rosa. Però 4 gol li abbiamo visti oggi. Grazie a Maddia. Grazie a Dio. Migliore in campo? Guarda, ti devo dire la verità, io non sono stata contenta oggi come è andata. Voi c'eravate anche l'anno scorso? Certamente. Sotto la pioggia, Ma che si ricorda che l'acquazzone. Ricordate i vostri anni, signore? 86. No, non me lo ricordo. un po' più avanti, 87. Va bene? 7 anni, tifoso del Napoli, grazie Rosa. Però l'ho visto da quando è iniziato. Sì, il Napoli dal 26. Esatto, ci sono sempre stata, non sono mai mancata. Grazie mille. Forza Napoli da parte tua, me lo dici? Forza Napoli. Chi è stato il migliore in campo? Il migliore in campo che è stato Osimhen. Assolutamente sì, molta grinta. Sei fiducioso per il sesto posto? Sì, sono proprio fiducioso e speriamo di portare avanti questa vittoria ancora le prossime volte. Speriamo bene. Grazie, Forza Napoli. Prego, Forza Napoli. Grazie. Signore, anche. Sì, io vivo qui, però cuore napoletano. per sempre azzurro. Da quanto vivi qua? Sono 11 anni che vivo qua. Si è trasferito e oggi per fortuna possiamo esultare. Bravo. Migliore in campo? Per me chi è entrato è Politano, guarda. Quel secondo tempo che ha fatto ha rivoluzionato l'attacco. Poi un gol mostruoso, mamma mia. Bellissimo. Ma anche Zielinski finalmente ha tirato da fuori. È bravo perché ecco, devono tirare da fuori questi ragazzi, non possono entrare con la palla fino in porta, capito? Linea, sì. Va bene. Per la prossima col Frosinone 3 punti da prendere. Dai. Meglio non parlare. Ciao, grazie. Ciao. Allora, sono Riccardo da Lecce, tifoso del Napoli, e c'è una patologia però, che il medico mi ha detto che non me la può guarire. Dice, come sei di Lecce e tifi Napoli, qual è il problema? Tanti lecchesi tifano Juve, oggi il migliore in campo Politano, obiettivamente anche in quei pochi minuti che ha fatto è stato il migliore, credo. O no? Poi un gol sì, spettacolare, però ma sto cacchio d'Anghissà mi fa venire la depressione, però. Ma la palla non la passa mai. Anche se ha fatto l'assist a Osimhen. Sì, ho capito, però voglio dire, questo non implica che per un assist sia diventato il migliore. Più che altro dovrebbe correre un po' di più. Lo dico io perché sono grasso. Comunque sempre il solo grido Forza Napoli. Assolutamente, da Lecce con furore. Sì, grazie mille carissimo. Grazie. Giuliani, di Nolan da fare cresima. Auguri felice Giuliano. Per la tua cresima. Per la tua cresima, non ha potuto venire perché la cresima a Nole. Sai, lo ricordo di chi è felice. Credo che viene sempre tutte le domeniche, tutte le partite, se ne fa intervistare. Che le Napoli non era partita europea. Intanto grande Napoli. Tanto grande Napoli, secondo tempo, ragazzi. Primo tempo inguardabili. Vieni qua, Stefano. Primo tempo inguardabile, primo tempo sofferenza. Secondo tempo abbiamo giocato a calcio come sappiamo fare, vediamo la porta e vinciamo le partite. Esatto. Questo. Adesso dobbiamo vincerle tutte. E così. Poi si vedrà. Poi si vedrà. Grazie, Grazie a voi. Ciao, felice, auguri. Vado da loro che stanno aspettando da un sacco di tempo.
Salve. È qua un cubano che tifa Napoli e un brianzolo che tifa Napoli. Ah, pure pensavo Monza. No, Come tutti li Napoli. chiamate? Marcos. Mattia. Io Marco, quindi tu Marcos, Mattia. Come tu vivi qua ora, immagino? Io vivo qua, però ho vissuto anche a Napoli. Quindi come tifare Napoli in Brianza? Uno spettacolo. Basta vedere quanta gente c'era oggi allo stadio, questa è la risposta. Era più azzurro che bianco-rosso. E invece da Mattia, scusami, come hai visto il secondo tempo? Perché onestamente il primo stenderei un vetro pietoso sul primo, il secondo un grande segnale. Secondo un grandissimo segnale, non avevo alcun dubbio che ribaltavamo la partita, quindi va benissimo così e continuiamo perché dobbiamo andarci a prendere l'Europa per forza. Migliore in campo per te? Alla fine secondo me Politano ha cambiato la partita. Osimhen. Durissimo. Bel colpo di testa, era fatto anche male, poverino. Quasi segnava un'altra volta, mamma mia. Che stava combinando. Forza Napoli! Sempre. E da Cuba invece che si dice del Napoli? Tutti tranquilli? Tutti tranquilli. In Cuba si tifa più la Liga, però vabbè. Spagnoli. Sì. Marcos e Mattia, grazie mille anche per la pazienza. Un Forza Napoli, me lo urlate? Forza Napoli! Grazie mille, grazie. Vado da Paolo, Gerri, tutti i nostri amici. No, ma Paolo poi resta con noi, giusto? No, io me ne scappo, ho trovato un passaggio. No? Al volo? Mamma mia, al volo è un grandissimo secondo tempo, un primo tempo ridicolo, siamo entrati senza inguardabile. Io penso che vorrei dire da quando praticamente è andato via Zerbin, da quando l'ha sostituito non si è capito più nulla. Abbiamo preso campo, è entrato Politano, è uscito Zerbin, che forse probabilmente era il migliore in campo in quel momento. Non lo so, io non riuscirò mai a capire com'è possibile che si inizia male, poi si cerca di recuperare, a volte si recupera e si fanno partitoni e a volte invece si perde di tanto, quindi sono degli interrogativi di questa stagione su cui veramente non riusciremo mai a dare una risposta, non si saprà mai. Sono ancora pessimista perché questa non è una squadra di calcio che merita la Champions, quindi onestamente sono 7 punti adesso nonostante questa vittoria. Inutile proprio parlare di... giusto lo scontro diretto con la Roma, però... No, ma andare a -4... Poi c'è Juve-Roma anche... Sì, vabbè, no, ma io non me li faccio proprio di questi problemi. La Roma sta volando, sarà sesto posto, forse anche proprio... No, ma nemmeno, non si può fare nulla, ci dobbiamo rassegnare. Alla conference. Ma... Non lo so, sarà una seconda coppa, ripeto, sarà qualche bella vittoria magari l'anno prossimo per fare morale, se ci andiamo, se ci arriviamo, perché è tutto ancora da vedere. Non lo so. Detto questo, direi che ti lascio, allora così... No, posso stare un minuto, posso stare. Vuoi farmi due domande? No, allora, il migliore in campo. Migliore in campo, Politano da quando è entrato veramente ha fatto di tutto, poi ho visto una mezza rovesciata di Osimhen. Migliore in campo veramente, se vogliamo vedere il primo tempo non ce n'è nessuno. Ti dico, il Monza ha dominato nel primo tempo, ma era anche giusto così. Poi improvvisamente il risveglio. Basta veramente levare un giocatore al Monza e aggiungerne un altro al Napoli per far sì che la partita cambi da così a così, incredibile. Comunque allora ti lascerei un attimo, passo anche agli altri e poi se resti qui bene altrimenti... No, scappo, ho trovato chi mi accompagna fino a casa. Sentiamo. Alla prossima. Forza Napoli sempre. Aggiorniamo. Non vediamo l'ora che finisca questo campionato, ci ha rovinato proprio. Grazie Paolo Secce. Saluta a Ciro. Saluta a Ciro Mellino. Subito Gerry, buonasera. Buonasera, Forza Napoli. Ci troviamo per una volta nel ciao anche a te, ci troviamo nel post partita, finalmente festanti, ciao anche voi ragazzi. Ho saltato qualche partita, il Napoli andava male, sono dovuto tornare in trincea. E 4 gol che non si vedevano, finalmente. Sassuolo, però... Sì, dove c'eravamo noi, giusto? Vedi, tutto torna, il cerchio si chiude, il migliore in campo secondo te? Beh, Politano ha dato un bel segno di svegliatevi, che il primo tempo veramente male, però la stagione è compromessa, almeno onorare la maglia fino all'ultimo. L'ho sottolineato che Politano è andato poi sotto la curva a esultare con i tifosi che fino a quel momento avevano di fatto insultato un po' la squadra, quindi un bel gesto sicuramente. Di pacificazione. Sì, anche se bisogna farsi perdonare perché troppe partite fatte male. No, e anche poi lo striscione, non so se l'avete visto. Sì, l'ho visto. Molto iconico, giusto? Dice? Giusto, uno striscione giusto, educato, con i giusti modi. Goliardico come quello che contraddistingue il popolo napoletano.
Diciamo che nel secondo tempo Politano sicuramente ha dato la scossa, ma un po' tutta la squadra ha iniziato a giocare un po' di più e infatti si è visto, anche se in difesa si continua a prendere gol alla minima azione. Non capisco il perché Nathan non venga minimamente preso in considerazione, nonostante Juan Jesus con l'ottimo lavoro che fa, con la sua età e la sua esperienza, comunque si vede che non è la soluzione. Quindi piuttosto provalo, tanto 2 gol a partita li prendiamo. Con Nathan magari ne prendi 3, magari non le prendi. Bisogna pensare anche l'anno prossimo, iniziare a vedere qualcosa. Ormai non ha senso. E col Frosinone obbligatorio, cioè bisogna vincere per forza, sia col Frosinone che con l'Empoli, 6 punti. Sì, poi dopo con la Coppa Italia abbiamo da vendicare qualcosa, no? Sicuramente, anche se ormai la classifica è quella che è, però onorare la maglia fino all'ultimo, dai. Attendiamo Cagliari-Atalanta alle 18, perché magari l'Atalanta fa un passo falso a Cagliari prima dell'Europa League e dopo la Coppa Italia. L'ultimo, Victor, l'ho visto anche, a parte il gol, l'ho visto proprio bello cazzuto e chiamava i compagni poi per andare subito alla rimonta dopo l'1-1. No, quello sicuramente. Sì, no, lui è uno sempre di cuore, in campo non si risparmia mai, però oggi proprio primo tempo non arrivano palle proprio per lui, si è fatto poco, comunque è sempre un attaccante, ha bisogno di essere un attimino servito, però appena andato sul portiere a pressare si è visto che fa sempre la differenza quando sta bene. Zerbini nel primo tempo sembrava indemoniato, hai notato anche tu questa cosa? Sì, io ero rigore c'era, no? Su Gong sì. Io ero abbastanza incredulo a vedere Zerbini fare tutto quello che faceva. Detto questo, io vi auguro una splendida serata. Grazie, forza Napoli, ci vediamo presto. Ma noi vogliamo fare un saluto a casa? Un saluto a zio Pietro sempre. Salutiamo. Porterà bene per Napoli Frosinone, questo lo anticipiamo. No, per il momento no, solo i miei genitori e tutti gli zii giù. Di nuovo un saluto a zio Pietro, ciao zio. Tu piccolo, che vuoi dire? Di salutare la mamma. Bravo, grazie, forza Napoli, sempre, ciao Jerry, grazie mille, ci vediamo presto. Buona serata. Ciao anche a te. Tifoso VIP ovviamente. Tifoso VIP, prima i signori che prego. Vuole dire qualcosa? Sì, è stata primo Come si chiama? io sono Gianni. Da Pioltello. Ah, Pioltello. Sì, sì, il primo tempo è stato un po'. Vabbè, diciamo, io ho detto inguardabile, sì, il primo tempo inguardabile veramente, però ero fiducioso perché infatti gli ho detto a mia moglie, guarda, oggi vediamo come si è messa la squadra, secondo me la ribaltiamo. Infatti me l'ha detto a me che vinceva, dobbiamo vedere che Napoli vince oggi. E lei no, non ci credo, è impossibile. Ma vedeva la differenza, no, anche perché vedeva la differenza delle due squadre, scusa, noi abbiamo i campioni, loro. Migliore in campo chi è stato? Diciamo quando è entrato Politano ha cambiato da così a così, ha fatto un gol clamoroso, sì. Il buon Matteo e io ragazzi, vi chiamo ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, grazie, buona poi serata. Io vi seguo sempre, anche da Milano sempre, da Pioltello. Grazie Gianni. Tante buone cose, tanti auguri a tutti. Di Napoli, perfetto, siamo visti anche a Napoli. Grazie, volevo chiedere al bimbo se ha fatto il walkabout, perché ho visto che hai fatto il giro di campo. Sì, ho fatto. Con chi sei stato? Sono stato con mio zio e con le altre persone che c'erano. I giocatori del Napoli li hai visti da vicino? Siamo passati per la metà del campo del Monza, però abbiamo visto in lontananza anche quelli del Napoli. Salutati, sì. Li ho visti e ho detto, guarda Osimhen, Bravo. Mi dici un Forza Napoli, me lo urli? Forza Napoli sempre! Grazie mille. Vado da lui, il tifoso grazie. Che a breve poi a Empoli-Napoli. Mamma mia, ci vediamo a Empoli ragazzi, ma a parte ci vediamo tutte le trasferte, no a Empoli e basta, quindi questa è l'ennesima trasferta che faccio, ennesimi soldi spesi, non buttati perché ho vinto stavolta, perché a Milano dissi che avevo buttato 100 euro sulla vittoria del Napoli e adesso ci avevo buttati e ho vinto, quindi 100 euro sul 4-2, avevo giocato proprio il 4-2 del Napoli, quindi sì, esatto, quindi ragazzi bisogna rischiare nella vita, bisogna rischiare per il Napoli e posso dire una cosa che non mi è piaciuta, che non c'entra niente con la partita. Io ero all'albergo a Cadenago, al Dever Hotel, devo essere sincero in una cosa, potevano fermarsi almeno Osimhen si poteva fermare perché l'avevamo acclamato così tanto.
posso solo dire grazie a Guido Baldari, che è una persona splendida, è l'unico che si è fermato e mi ha riconosciuto giustamente, perché ormai mi conosce, mi ha regalato pure la maglia, mi ha fatto conoscere Lozano, a Di Maro, lo sapete tutti, quindi troppo bello. Quindi per me il Napoli è la mia vita, e come diceva là un vecchio striscione della curva A, non c'è cosa più bella che amare i colori della propria terra. Io sono fiero di essere napoletano, non toscano. Quindi. Bellissimo, mentre la signora sventola questa bellissima bandiera alle tue spalle. Vero, è l'unica bandiera azzurra. Fiducioso dopo oggi per questa rincorsa, penso un minimo di svegliata. Io spero almeno l'Europa League, la Champions la vedo molto dura, perché c'è più o meno i punti quelli più o meno i punti sono quelli, però e con la Roma hai lo sconto diretto. Esatto, però la Champions la vedo molto dura. L'Europa League sarebbe una buona opzione, però sperando che l'anno prossimo almeno si vinca questa competizione. Speriamo bene. Io tifo il Napoli anche dalla Serie B, anche quando non vinceva mai, quindi forse è più bello vedere il Napoli ora che l'anno scorso, perché l'anno scorso quando vinci sei di tutti, quando perdi sei solo mia, è davvero, come la mia fidanzata che la saluto tanto, ti amo, sei la mia vita. E la vediamo poi ad Empoli. Ad Empoli sicuramente viene, noi staremo in maratona superiore, non negli ospiti, ma ci vedremo e la porterò insieme a te con la sciarpa. Lei pisana napoletana, io napoletano trasferito purtroppo in Toscana, che vivo qua però purtroppo vicino Como. Forza Napoli e forza calcio Napoli 24 sempre. Vi amo, siete la mia vita. Grazie, troppo buono. Ciao. Come, assolutamente. Questa vittoria la dedico al mio nonno, che è di Napoli, nonno Benito. Ti saluto, un bacione. Mamma da 4 puppetti. Grazie nonno Benito. Tu invece che vuoi dire? Voglio dire che è stata una bellissima partita. Chi è stato il migliore in campo? Osimhen. Victor, che ha anche segnato, stava facendo anche la rovesciata, non so se l'hai vista. Sì, dopo è caduto, mi è dispiaciuto un po', però bel tiro. Bel tiro assolutamente. E ti auguro una buona serata e sempre forza Napoli. Grazie mille, spostiamoci un po' di qua. Grazie mille a voi. No, di qua, ci mettiamo qua. Vedete. Almeno con la bandiera in tutto lo stadio. Vabbè, forse magari erano un po' poco festosi gli altri per il momento. Sì, mettiamoci più di qua. Tra l'altro qui adesso, vedete qua. Tra l'altro da qui usciranno i giocatori della... Sì, sia su YouTube che in televisione. Come si chiama? Calcio Napoli 24. Calcio Napoli 24. Tutto live, mentre siamo proprio all'esterno della tribuna. Voi dove l'avete vista? Noi l'abbiamo vista nel tribuna ovest. Quindi di là, giusto? No, quella coperta. Quella qua, ok. Gate 3. Quindi proprio qui è stata finalmente una vittoria per la mia squadra. Che diamine, finalmente tu invece sei monzese. Io sono monzese. Vedi il cappello rosso, però non è... No, io prima di tutto sono interista, però simpatizzo. La vita a Monza, però il mio cuore resta sempre giù. Lo vedo dentro il Vesuvio. Si vede più bene. Tra l'altro anche, pure dal look sembri uscito da mare fuori. Davvero? Sì. Me lo dicono in molti. Vedi, allora non ero io a vederlo male. E migliore in campo per te? Migliore in campo? Beh, Olivera ha fatto un gol della Madonna, mentre migliore secondo me uno del Monza, Zerbin, mi è piaciuto un sacco, ex del Napoli. Tra l'altro di solito gli ex contro il Napoli giocano sempre benissimo, e anche oggi ha giocato benissimo. Secondo te, da un po' neutrale, chi è stato il migliore in campo? Secondo me anche Oliveira ha fatto quel gol della Madonna. Sono rimasto un po' a bocca aperta. Esatto. Ok, no. Anche la rovesciata tentata di Osimhen. Sì, quella di Osimhen mi è piaciuta. Concordo sulla rovesciata. Di Gregorio poi ha fatto veramente una parata incredibile. Di Gregorio. Vabbè, più o meno, comunque ha preso 4 gol. E niente, ragazzi, io vi auguro. Grazie mille, anche lei, buon lavoro, forza Napoli. Buon lavoro. No, comunque Olivera non aveva segnato. Olivera No, Politano, Osimhen, Zielinski e Raspadori. Ah, ho sbagliato. No, era un attimo anch'io. Esatto. Quindi ho detto, magari mi sono Figura perso. di merda. Vai, figura di merda, però bello il dallo colpo stadio, i numeri. Sì, sono pure miope, quindi. È vero, gli mancano gli occhiali. Ciao ragazzi, grazie, buona serata.